Castellanza, domenica 17 ottobre, nel pomeriggio è successa una tragedia. Un ragazzino di 15 anni è morto a causa di un incidente. Il pallone con cui stava giocando è finito in una vasca di depurazione. Per recuperarlo il giovane si è tuffato e purtroppo non è riuscito a nuotare ed è annegato. I soccorsi dei vigili del fuoco con i sommozzatori arrivati da Milano hanno tentato di salvarlo fino all'ultimo momento, così come i soccorritori del 118 intervenuti con un'ambulanza e con l'elisoccorso hanno praticato ogni manovra salvavita fin quando poi il ragazzino purtroppo è spirato all'ospedale di Legnano. Adesso stanno ricostruendo l'incidente. I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, coordinati dal capitano Anna Maria Putorti. È una tragedia immane perché sembra che il ragazzino fosse ospite all'interno dell'azienda con la famiglia di amici dei custodi, una famiglia di origine nigeriana. La madre è stata appena informata verso le 20 della morte del figlio e si sentono le urla di strazio e di dolore purtroppo.